Riccardo, la prima del 2026 non è andata come volevamo. No, assolutamente, purtroppo non abbiamo fatto risultato in casa e penso sia il grosso scivolone, forse il più grosso del girone d'andata. Niente, avevamo detto a inizio campionato, alla fine del girone d'andata guarderemo quello che abbiamo fatto grandi cose, abbiamo anche perso dei punti che avremmo meritato, ma stasera oggettivamente brutta partita. Sì, sono punti che sono mancati, cioè, questi sono i punti veramente che mancano. Dispiace perché avevamo lavorato tanto anche durante le feste, ora in settimana analizzeremo un po' l'accaduto, metabolizzeremo e faremo il conteggio dei punti che abbiamo fatto il girone d'andata e cercheremo di giocare per fare meglio il girone di ritorno. Senza ombra di dubbio 3 punti che sarebbero stati importanti, avevamo detto prima dell'inizio gara, è un po' come la prima di campionato, no? Non si sa mai quello che ci aspetta, abbiamo trovato un Breganze stratosferico stasera rispetto alle altre gare che ha giocato. Ma sinceramente effettivamente non si spiega come mai il Breganze non sia riuscito a fare punti prima, stasera secondo me ha fatto una buona partita, la partita che doveva fare. E noi ci siamo trovati a dover rincorrere per parecchio del tempo e abbiamo concesso degli spazi che sono stati bravi a sfruttare. Bene Riccardo, grazie, alla prossima. Grazie a voi. Grazie mille Riccardo. Ciao.